Sì, dalle prime ricostruzioni appare evidente che il luogo in cui si sono verificati i fatti fosse stato un luogo concordato da due diverse fazioni composte entrambe da tre soggetti. I soggetti a noi identificati sono tre, sono tutti di origine albanese, che poi questo incontro è degenerato in una lite nel corso della quale una fazione ha colpito ripetutamente con delle armi da taglio gli altri contendenti. Uno dei soggetti colpiti, un albanese trentenne irregolare sul territorio nazionale con precedenti penali, con diversi precedenti penali, ha esploso alcuni corpi d'arma da fuoco con una pistola clandestina che poi a seguito delle immediate ricerche è stata rinvenuta occultata in un'area verde ed è stato sottoposto a fermo indizio di delitto per il possesso dell'arma clandestina, oltre che per la partecipazione alla rissa aggravata. Le prime ricostruzioni consentono di ipotizzare, visto che la provenienza geografica d'altra provincia dei soggetti coinvolti in questa rissa, che Mogliano fosse semplicemente un luogo di incontro.